Nel 2019 il Corecom attiverà lo sportello Help Reputation, che avrà ad oggetto anche il tema del cyberbullismo, tanto caro ai nostri studenti e ai nostri giovani. Quindi uno strumento operativo che aiuterà a risolvere i problemi della reputazione in rete di tutti gli utenti e di tutti i residenti in Veneto. D'altra parte il Corecom Veneto ha una collaborazione con l'Università di Verona in tema di nuove materie di conciliazione, quindi oltre alla materia della telefonia anche quella di ulteriori materie quali potrebbero essere acqua, luce e gas. Quindi capire come intervenire a favore dei propri residenti per risolvere quei problemi di natura quotidiana che tanto sono annosi e difficili da risolvere singolarmente come singolo utente. Quindi una penetrazione ancora più importante. E poi tema della par condicio. Noi come Corecom spesso siamo chiamati a risolvere questioni di attività istituzionale nel periodo di silenzio per le questioni elettorali. Ecco, più volte abbiamo sottolineato che ci sono dei problemi oggettivi, che la norma deve essere aggiornata e rivista proprio per le attività che gli interlocutori hanno anche in questi periodi. Pertanto c'è stato un convegno importante ad ottobre-novembre a Bologna, quindi in autunno, e lo rifacciamo in Veneto tenendo conto anche delle peculiarità che il Corecom Veneto ha sottolineato di questa modifica della norma. Lo faremo a Padova il 28 di gennaio.